Sabina Maffei, azienda Plosner, associata al Movimento Turismo del Vino, o meglio ritornata ad essere associata al Movimento Turismo del Vino, nonché presidente delle Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia. Ci stiamo tutti quanti dando da fare per promuovere questo nostro territorio. Cosa ne pensi del turismo del vino, delle nostre potenzialità, Sabina? Io penso che sia uno tra i pochi canali che hanno ancora delle possibilità enormi di sviluppo. Naturalmente tutto dipende da quali carte si giocano. Credo che noi abbiamo tutta una serie di vantaggi, indubbiamente, nel fatto che la nostra regione è una regione poco conosciuta, molto poco sfruttata, e questa è una delle cose che il turista enogastronomico cerca, no? Non cerca posti che siano inflazionati, cerca posti da scoprire, quindi questo gioca indubbiamente a nostro vantaggio. Abbiamo ancora molto da lavorare, secondo me, per capire in che direzione fare i nostri investimenti e per essere all'altezza della situazione. Cioè, penso che in termini di accoglienza abbiamo ancora molto da fare, forse non tanto da un punto di vista strutturale, credo che abbiamo cantini invidiabili e posti veramente straordinari, forse più per le persone, essere pronti ad accogliere qualcuno in casa nostra, questa è indubbiamente una cosa su cui lavorare.